che in compagnia di Marco De Paoli e Tin Edoardo siamo nel pieno dei mondiali. Subito primo collegamento con il nostro inviato da Minsk, Ugo Morselli. Ciao Ugo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ugo, oggi prima vittoria della Svizzera, sofferta, abbiamo visto alcuni errori ancora da sistemare, c'è in difesa, quella grossissima paura negli ultimi secondi, ma per fortuna che è arrivata sta vittoria. Sì, ci voleva assolutamente. È stata un po' ripagata anche un po' dagli sforzi, non solo di questa partita, sono un po' le parole di Simpson nel dopo partita, di quello che avevano fatto poi nelle altre partite perse. Sicuramente ci sarà stato anche del demerito, ma anche tanta sfortuna, errori arbitrali. Stiamo parlando degli Stati Uniti più che con la Bielorussia, però. Sì, esatto, con la Bielorussia sì, ok, però non devono poi giocato così male, hanno pagato degli errori più che altro individuali, situazioni che poi hanno portato a questa sconfitta. Ecco, chiaro, non è la Svizzera sicuramente dell'anno scorso, bisogna semplicemente dimenticare che la Bielorussia sta giocando in casa, non dico che venga aiutata, però sicuramente il pubblico qui è calorosissimo, le piste sono strapiene in qualsiasi partita, e hanno giocato contro una squadra che è stata nel terzo tempo portata proprio dal proprio pubblico. Oggi vigore difensivo nel primo terzo, poi nel secondo terzo hanno cambiato 2 o 3 posizioni e sono arrivate queste belle reti, bisogna anche dire, belle reti, e poi ho sofferto un po' l'ultimo minuto anche quando anche il gioco abbiamo visto che è stato veramente decisamente il migliore delle ultime partite. Non ho capito, scusa. Ho detto che anche il gioco stesso, sia difensivo che offensivo, è stato molto meglio. Sì, esatto. Moltamente qualche accorgimento è arrivato. Chiaramente non abbiamo il meglio della Svizzera qui a Minsk. Il problema sia di infortuni, sia di qualcuno che non ha voluto venire, è un po' il problema di qualche NHL, qualche svizzero che gioca in NHL, ma questo è un problema che hanno anche l'altra squadra. Però è un torneo abbastanza equilibrato. Io ho visto l'Italia ieri e oggi poi perso 2-0, non so come abbia giocato, però un onore anche agli azzurri, insomma, perdere poi 2-0 con la Cechia, poi sicuramente ha segnato Jagr. Ha segnato Jagr, ecco, sì, ok. Io ho visto ieri decisivo del 2-0. Ho visto l'Italia perdere, io direi perdere meritatamente con la Danimarca, e poi ho visto la Svezia e Norvegia, bellissima partita risolta poi dal nuovo acquisto del Lugano di Klase, che ha fatto una bella rete e ha fatto anche una bella prestazione. Senti, adesso abbiamo sbloccato la classifica, adesso fra 48 ore si gioca con la Finlandia. Come sarà? La Finlandia non so, mi diceva qualcuno oggi, non so se lo diceva per scherzo, che sono 60 anni che non vinciamo più con la Finlandia. No, è un modo di dire, però Finlandia sono veramente tantissimi anni che non vinciamo più, e non abbiamo neanche incontrata spesse volte negli ultimi tornei mondiali. Non ho statistiche alla mano. Sarà dura. Non dimentichiamo che però anche la Finlandia ha 12 giocatori che è la prima volta che vengono al mondiale, quindi non è una Finlandia stratosferica, ce la possiamo giocare. Si dice la Svizzera gioca meglio contro le squadre forti che contro le squadre deboli. Contro le squadre deboli, non dico la squadra debole della Germania, però non era favorita e oggi è riuscita a vincere. Ma sicuramente non è una Svizzera che andrà molto, meno, io non penso che andrà molto molto lontano, però almeno giocarsi fino alla fine un posto nei quarti lo potrà fare. Fermo restando, può anche perdere domani con la Finlandia, e poi c'è ancora le 2 partite col Kazakistan e la Lettonia, e poi a 9 punti poi si tireranno le somme, e se non ce la fa si ritorna a casa. Senti, intanto diamo i parziali con una Russia che sta vincendo 3-0 col Kazakistan e gli slovacchi che pareggiano 2-2 con la Norvegia. Ah, ok. Però la nota positiva di questi mondiali, per il suo esordio, e ne parlano quasi tutti i giornali, comunque anche la IHF, è l'esordio di questo Fiala, che sta dimostrando veramente di essere un 17enne al di sopra dello standard. Sì, esatto, sì. Che noi veramente ha sorpreso, soprattutto
per quanto concerne con che tranquillità gioca, quasi non ha nessun tipo di emozione, molto veloci le mani, buona visione di gioco. Capisco anche perché Simpson in un certo momento alla fine lo ha portato. Sicuramente è un arricchimento per la squadra, un giocatore che ha sicuramente un grosso potenziale, che può aiutare questa Svizzera. È andato vicino oggi meno, le altre partite è andato veramente vicinissimo anche alla segnatura. Sì, no, infatti grossa personalità e anche migliorerà, perché ha solo da migliorare di 17 anni. 17 anni, giocano in Svezia, ha un futuro grandissimo, sì, una bella scoperta, assolutamente una bella scoperta. Sì. Senti Ugo, noi ti ringraziamo, ti lasciamo al caldo di Minsk. Sì, oggi c'era il sole, sì. Ah, ecco. se no abbiamo avuto sempre brutto tempo, però non è freddo. Però parlo, ma so, io ho parlato già bene di Sochi e posso parlare anche bene di Minsk, perché è una città molto pulita, bella, niente da dire, stiamo bene anche in albergo, siamo trattati veramente benissimo, una bella sorpresa. La Bielorussia non è poi così, l'avevano un po' decantata come vai in Bielorussia, niente di bello, invece no, devo dire anche dal lato diciamo umano si sta bene. Va bene Ugo, noi ti ringraziamo, ci risentiamo magari settimana prossima per un nuovo collegamento da Minsk. Molto volentieri, benissimo. E alla prossima, ciao, grazie. Grazie, ciao. Marco, una classifica che vede nel girone A la Svezia per ora c'è in testa 8 punti, mentre nel girone B abbiamo la Russia, che tra l'altro poi andrà a 12 perché sta già vincendo. Sì, a punteggio pieno, l'ha vinte tutte per adesso. Cos'è che non ti quadra in questa classifica di questi due gironi? Su per giù sono quelli che tu ti aspettavi? Sì, l'Italia ha 3 punti, cosa che sembrava che all'inizio non si riuscisse neanche a raccoglierli, invece una grande vittoria 2-1 contro la Francia forse ha fatto sperare qualcosa di più, soprattutto contro la Danimarca, dove invece pare che abbia un po' giocato sotto le aspettative. Sta di fatto che l'Italia non è ultima, quindi in questo momento sarebbe salva. Si dovrà giocare tutto contro la Slovacchia, che adesso sta pareggiando contro la Norvegia, quindi per l'Italia sarebbe utile che oggi la Norvegia vincesse e poi giocasse tutto per tutto contro la Slovacchia. Dall'altra parte sorprende la Svizzera così in basso, perché adesso non si poteva pretendere di rifare il secondo posto dell'anno scorso, però voglio dire neanche penultimo, e che oggi ha faticato molto contro la Germania. Sì, ha fatto un ottimo secondo periodo, però i primi due sono stati abbastanza in equilibrio, anche se è sempre stato in vantaggio comunque. Abbiamo già in collegamento, Marco, il secondo ospite della serata, qui faremo le nostre dovute domande su quello che è la nazionale Blue Team. Ciao Alessandro. Ciao Edoardo. Ciao, ascolta, da lontano Torino, Milano è tantissimo lontano Torino da Milano, insomma, raccontaci questi mondiali della nazionale. Siamo alla quarta partita, 3 punti, 2 in più della Slovacchia, però anche oggi non si pretendeva di vincere coi cechi, però una discreta Italia. Sì, oggi indubbiamente l'Italia ha fatto una bellissima figura, anche per via del fatto che comunque giocavamo contro una squadra con cui ovviamente non c'erano pretese di vittoria, e i nomi che uno legge nel roster, diciamo, hanno delle carriere che parlano e dicono di successi in Russia, in America, insomma in patria. Diciamo che noi abbiamo fatto una stupenda partita contro la Francia, riuscendo comunque a vincere alla fine con quel bel gol comunque di Gander, per quell'esultanza che credo resterà forse la fotografia più bella di questi mondiali. Più in generale direi che abbiamo perso un'occasione importante contro la Danimarca, anche perché comunque sia abbiamo poi perso in seguito di fatto a quell'errore che ci ha tagliato le gambe, perché comunque siamo una squadra che sostanzialmente deve giocare di rimessa. Il momento in cui ci siamo trovati a dover recuperare un risultato,
per noi è stata la fine. È stata la fine, quindi quella partita purtroppo si è compromessa per quello. La prima contro la Norvegia non è stato, insomma, non è stato forse il migliore degli esordi, però insomma, tutto sommato direi che abbiamo una squadra che sa giocare, sta giocando per quelle che sono le sue possibilità e potrà dire la sua fino alla fine. La pecca grossa dell'Italia non è tanto per come sta giocando, però il fatto che, come al solito, nessuno trasmette neanche una briciola di highlights su qualsivoglia televisione. Abbiamo visto prima l'elenco dei paesi che trasmettono, praticamente tutti, Africa compresa. Macedonia. C'è la Macedonia, però... Si vede anche bene in Mauritania. Che tutti conosciamo perché giocando a Risico sappiamo dov'è la Mauritania, infatti. Mentre invece in Italia 0. Vabbè. Lì c'è una responsabilità anche di chi dovrebbe fare promozione per questo sport e a cui evidentemente, insomma, di rendere il prodotto anche appetibile per le televisioni non si è lavorato e questi sono i risultati, anche perché sì. La Rai non è la prima volta che comunque privilegia altre cose rispetto ai mondiali di hockey. Gli anni scorsi c'è stato Sport Italia ha dato aveva dato una programmazione ottima secondo me, dando ampio spazio a quello che era il mondiale con anche commentatori molto 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 preparati. Purtroppo chiusa Sport Italia non si è trovata un'alternativa ed è veramente triste perché devo dire che per la prima volta nei mondiali di gruppo A ce la stiamo giocando comunque, perché abbiamo una squadra che bene o male ha un sistema di gioco, ha la voglia di andare a fare risultato, quindi è anche piacevole vederla. Gli ultimi mondiali con Cornacchia ce li ricordiamo tutti, di una squadra che comunque a parte la prima linea si trincerava nel suo terzo difensivo e faceva veramente tanta fatica ad uscire. Oggi comunque contro la Repubblica Ceca abbiamo visto una squadra che è andata anche vicina a segnare, cosa che fino a qualche tempo fa nessuno di noi credo avrebbe pensato fosse possibile. Senti, tornando alla Rai, Ale, poi ci si lamenta perché da questa emittente si continua a dire non fate l'abbonamento perché tanto non serve a nulla, almeno per quanto ci riguarda anche sul piano giocheistico. Quello che volevo chiederti invece è giustamente tu l'hai fatto presente, di una nazionale diversa da quelle che è stata negli altri anni e poco ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro. Io comunque stavo guardando il roster e su 25 convocati solo 10 giocano nell'Elite, tenendo conto che Bolzano per me gioca in Austria. Noi 10 anni fa con Marco si parlava, l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre invogliato qualsiasi tipo di giocatore che abbiamo intervistato ad andare a giocare all'estero. Questo comunque dopo 10 anni e magari anche negli anni futuri sta dando i suoi risultati. Questo sicuramente, speriamo soprattutto in attacco, perché quello che manca a noi è un po' di qualità nel reparto offensivo, perché a livello difensivo, a parte gli errori dei singoli di cui si è ampiamente parlato in questi giorni, comunque abbiamo una difficoltà nel segnare, perché costruiamo, però non siamo bravi a crearci quell'occasione e a creare quel tiro che poi anche porti alla rete, perché abbiamo fatto 3 reti purtroppo in 4 partite. Quello per forza sarà il punto su cui poi la nazionale dovrà assolutamente lavorare. Io in tal senso ho una speranza, siccome voi seguite molto la Svizzera, ho la speranza che i due fratelli Morini possano veramente aiutarci anche in questo senso a migliorare un po' da questa sterilità offensiva. Anche i fratelli Zanata si sono trasferiti. Sì, loro hanno fatto la scelta della LNB anche per tentare giustamente
in futuro magari di giocarsi qualche carta anche per il massimo campionato svizzero. Secondo me ne hanno tutte le possibilità, perché entrambi sono giocatori di talento, un po' troppo sottovalutati qui in Italia, come del resto insomma l'abbiamo visto con Rampazzo, che in Italia faceva una terza linea renom, e poi il Davos se l'è portato in Svizzera. Va bene che ha il doppio passaporto, per carità di Dio, ma mi chiedo veramente come mai nessuno abbia notato quel qualcosa in più in questo ragazzo, visto che comunque ce l'avevano sotto gli occhi. Parlando di campionato italiano, si prospetta una nuova estate di fuoco, forse anche più delle altre volte. Ci sono squadre abbastanza in crisi, tra queste ci sono non voci felicissimi sulla Valpe. Sì, purtroppo se ne stanno sentendo di tutti i colori, dal fatto che vengano a giocare a Torino, dal fatto che spostino definitivamente tutto a Torino. Io credo però in realtà che alla fine non sappiano nemmeno loro quale sarà la loro strada, anche perché vivono un momento veramente di grande incertezza. Io fossi in loro, riuscissi ad iscrivere una squadra al prossimo campionato, cercherei in maniera molto molto tempestiva di puntare sempre di più sul vivaio, anche perché loro hanno saputo anche tirar fuori qualche ragazzo interessante, però non c'è stata mai, secondo me, quella pazienza anche di aspettarli. Perché io per esempio qui a Torino ho guardato la Serie C, dove sono arrivati ragazzi come Castagneri, Viglianco e Vignolo. Con tutti ovviamente distingo del caso, perché la Serie C non è l'elità, questo è ovvio, però comunque sono ragazzi veramente in gamba, che fossero stati allenati in una certa maniera e si fosse anche avuto magari un riferimento, questi ragazzi in questo momento potevano giocare in Serie A, potevano stare tranquillamente a fare una terza linea, una seconda, vai a sapere, magari qualcuno migliorava a tal punto anche da giocare in una prima, ovviamente, però loro hanno sempre fatto una scelta di puntare su degli stranieri. Questo ovviamente alla lunga costa, alla lunga si paga. Io personalmente spero si iscrivano, spero rimangano. La Valpe che gioca a Torre Pellice, perché comunque la Valpe è un patrimonio soprattutto di una valle, oltre che dell'hockey italiano, quindi io lo auguro ai suoi tifosi, anche perché insomma chi è stato a Torre Pellice l'ha visto, ha visto la passione che c'è nei confronti di questa squadra, visto che è proprio una religione, e credo che un trasferimento a Torino significherebbe la morte pressoché totale, ma di Torre Pellice, ma anche di Torino. Anche perché non so poi quanto possa durare una squadra che cambia, arriva in città e comunque deve costruire, perché ovviamente non hai un pubblico consolidato e non puoi far conto che tutti i sabati o tutti i giovedì la gente prenda la macchina da Torre Pellice o da Pinerolo, si faccia un'ora di macchina, venga a Torino a vedersi una partita. Sì, va, quello concordiamo, penso che anche Marco concordi con noi. Senti Ale, torniamo un po' al discorso della nazionale, vabbè, che adesso andrà a incontrare venerdì, c'è il Canada, vabbè, è inutile fare un pronostico, perché tanto i pallottolieri sono quali svendono a Milano, ma è un discorso che magari verrà fuori molto, molto più avanti. Comunque c'è la notizia, certo, delle scorse settimane, poi ha firmato per il Vienna e dunque lascerà anche la nazionale. È un peccato, da quello che abbiamo potuto vedere in questi mondiali, che un allenatore del genere non lo si possa avere anche per le prossime stagioni. Chi vedresti tu sulla panchina? Ma guarda, ovviamente certamente è un peccato, perché comunque un allenatore che ha ridato questa mentalità alla nazionale, è chiaramente un grosso dispiacere perderlo. Come suo sostituto, guarda, a me piace molto l'allenatore del Cortina, che secondo me ha la fame giusta anche per poter affrontare un'avventura con la nazionale.
Oppure io due sogni che so già che comunque non sono piste percorribili per la federazione. Uno è Stefan Maier, che per tanti motivi ovviamente giustamente allena in DL, quindi sicuramente non credo possa prendersi l'impegno di una nazionale, e l'altro è Luciano Basile, perché insomma lo vedo lavorare da abbastanza tempo e mi piacerebbe molto vederlo sul pancone della nazionale. Però più in generale credo che una pista percorribile potrebbe essere l'attuale allenatore del Cortina, e potrebbe fare molto bene, perché potrebbe continuare il lavoro di Pokel alla perfezione. Bene, noi ti ringraziamo, Grazie a voi. perché ci fanno segni dalla regia che dobbiamo, come ci avevo già anticipato poco prima dell'inizio della trasmissione, dare la linea a Telepadania per un collegamento con Legnago per la campagna elettorale che si sta svolgendo in Lega. Comunque noi ci risentiremo con i nostri radioascoltatori mercoledì. Intanto Ale, noi ti ringraziamo, ci sentiremo ancora magari per sentire qualche novità in quel della Valpe, o comunque come andrà a finire questo campionato mondiale, e alla prossima. Ciao, grazie a voi. Bene, noi dobbiamo salutarci immediatamente e diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori a mercoledì prossimo, sempre con Spazio Occhi. Un saluto da Marco De Paoli e Tina Edoardo. Avete ascoltato Spazio Ok. Come detto, quindi ci colleghiamo con il portale di Telepadania per ascoltare insieme il convegno Basta Eurotour, che si svolge questa sera, si sta svolgendo proprio in questo istante a Legnago, provincia di Verona, in piazza San Martino. In questo momento stanno salendo sul palco i relatori, tra cui il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini e il professor Claudio Borghi Aquilini. Ciao, tranquilli, prego. Lascio la parola, il microfono un attimo.